E per la rubrica ma sì, mettiamogliela quella piastra induzione, oggi stiamo caricando 0,3 ampere. Niente. Ho fortuna che non sono riuscito a vendere il mio caro vecchio Surface, perché all'inizio l'avevo buttata lì come per dire ah vabbè, lo uso come TV, come tablet. In realtà no, mi salva alcune in una maniera pazzesca. Cioè succede che il mio portatile deve andare in assistenza, tipo adesso il MacBook che gli è andata il caffè sopra, oppure non so, cambio modello, che ne so io, cioè io posso almeno continuare a lavorare, anche perché uno che lavora con l'informatica non è che te può dire ai clienti sì, aspetta però perché sono senza computer, cioè non è il massimo. Cioè come il meccanico che dice ai clienti no aspetta non posso che ho il carro attrezzi che non va o la macchina che non va. Italia della grazia divina, il sole. Cosa significa? Che noi ora stiamo caricando dai 12 ai 20 ampere, dipende dalle nuvolette che passano. Questo perché, anzi no, vieni in laboratorio a parlare. Il sole invernale è diverso dal sole estivo e soprattutto con tutta la pioggia, il vento che c'è stato, ho tutti i pannelli sporchissimi e pieni anche di foglie. Profumatore per camper, Eau Can. Beh dai, ho contattato quelli degli oscuranti, bene come picchia al pagatore di bolletta elettrica che sarebbe il sole, no? E hanno detto che niente, non c'è nessun problema di passare a che vediamo e sistemano. E io ovviamente non potrò farlo subito in quanto sono a tipo 200 km di distanza, quindi insomma vedremo con la prossima occasione. Aspetta, vieni in laboratorio che non vedo niente. Ah, quanto mi piace parlare in laboratorio. E vedremo alla prossima occasione, che sarà praticamente quando andrò a ritirare il mio MacBook a Treviso. Anche perché è bello il destino, perché io non ho mai un cazzo da fare, no? Quando sorgono rotture di qualsiasi tipo, mi vengono su tutti i lavori. È una roba incredibile, pazzesco. Tipo, adesso che non ho il computer, cioè ho il Surface ma non riesco a lavorare, o meglio riesco ma ci metto 4 o 5 volte più tempo proprio perché non sono più abituato. Mi sta venendo su il degheio. Sì, il degheio, pesiano le parole, da uno che si aspetta, non dico di far niente, però di vivere una vita abbastanza rilassata, già 2 o 3 contatti è il degheio, insomma. Ah, ho sentito il commercialista. Allora, le partite IVA per il momento non riesco proprio a permettermele, quindi sarebbe impossibile. Però si può fare con la ricevuta con ritenuta d'acconto, casomai un giorno la spiegheremo meglio. Quindi io adesso inizierò così, bene, sono felice, finalmente posso lavorare un pochetto, insomma. Mi sono sempre chiesto, anche se qua bisognerebbe sentire degli esperti, quanto potrà mai consumare un generatore, no? Cioè, tipo a lasciarlo acceso 4 ore, per esempio, quanti litri farà fuori? Ribadendo che la cosa ovvia da fare sarebbe sentire un esperto, in ogni caso, secondo me, non dovrebbe consumare praticamente nulla, perché se tu ci pensi, le macchine che vanno a GPL fanno un sacco di chilometri, insomma, con pieno di GPL. Quindi prova a immaginare lo stesso motore, no? Perché è un motore a pistoni che quasi sta fermo, insomma sì, ok, ha sì una specie di alternatore di grip di freno che serve per produrre corrente, però insomma non è che fai 200 all'ora esposta a chissà quanti quintali, no? Diverso invece è il discorso del frigo e della caldaia dell'Alde, perché loro comunque devono produrre una bella fiamma di continuo e quindi insomma secondo me lì si va via tanto. E mi annoio. Sì, una delle ambizioni della mia vita era creare un blog che spiegava che mi annoiavo. Oppure c'era anche l'alternativa del vlog di informatica, però insomma. No, scherzi a parte, Italia. Piove, c'è un vento della Madonna. Adesso ecco appunto si è calmato un po' perché
gli iscritti storici del canale ovviamente sanno che quando io descrivo una cosa nel video questa cosa è come per magia smette o è già passato, ok? Ovvio che esco per portare il cane, per darmi una piccola sgranchita, però comunque la maggior parte del tempo la passo, guarda, perfino i cartelli si muovono, la passo qua dentro in camper. Ma qual è il problema? In teoria a me piacciono anche ste nerdate con la N da nerd, non da merda, che detto fra me e te è sempre meglio che andare dal dentista. Il problema è che, come tu ben sai, il mio Mac è nel centro Apple in assistenza perché casca sulla tazzina del caffè e io ho una voglia pazzesca o di lavorare o di far video, ma in ogni caso, cioè, se qua dentro hai il calduccio, hai fatto tutte le tue cose eccetera eccetera, sistemato, pulito, tutto quello che c'è da fare, ok, adesso ho voglia proprio di creare, ok? E senza il mio MacBook mi sento tarpato. Non posso neanche utilizzare l'angolo noioso, anzi no, oppure l'angolo high tech, l'angolo informatico, perché a qualcuno può interessare. In sostanza attualmente nel Surface che avevo prestato ad Alessia perché stava facendo dei lavori, adesso mi ha tornato perché devo fare solo le urgenze con quello, non c'è più niente di software e quindi non c'è ovviamente nulla inerente al video editing, no? In più io ho iniziato a lavorare i video vedendo che comunque mi trovavo bene solo esclusivamente in un hard disk esterno Thunderbolt 3, non è un SSD, è un disco normale, un disco magnetico, però grazie comunque a Final Cut e alle sue ottimizzazioni riesco a lavorarci tranquillamente, addirittura senza creare i proxy. Singano, ho capito che ste robe interessano agli informatici, però non a tutti interessa, quindi va bene, un attimo, madonna, va che ha me doppia personalità, sei pesante! Allora dicevo che in questo disco ho tutti i video da montare, i video montati, eccetera, eccetera, e però l'ho formattato solo quel disco lì, quello di video, nel formato Mac. Cosa significa? Che Windows non può leggerlo solo esclusivamente il Mac. Quindi per cui se io adesso dicessi ma vabbè mi scarico tipo il Filmora per Windows, tanto fa freddo così non brucio il Surface, e mi scarico i video e li edito, comunque no, perché creerei, per carità vabbè che non sia la prima volta, un varco spazio-temporale, ossia una discrepanza, no, tra la cronologia dei video non indifferente, in quanto prima di questo video che sto registrando ce ne sono altri ancora da lavorare che tra parentesi non posso lavorare perché il computer è in assistenza. Se ho capito singano, però va ben vlog, ma da finirla de contare, cioè sembra anche quando te vai in bagno, cioè stringi. O uno ha la moglie o ha la doppia responsabilità, cioè sempre la pigna in... Per il momento col discorso degli oscuranti stonfi devo fare così. Devo ricredermi. Mi trovo veramente bene a lavoricchiare con il Surface in modalità tablet. Che belli, siamo pronti per uscire. Ci siamo preparati belli a festa per uscire. Ora che ho capito come poter iniziare la mia attività col commercialista, ti invito a visitare la mia pagina yuriwebdesign.it, che sarebbe il sito internet, però c'è anche la pagina Facebook e il capottino del CP qua bello da asciugare. Eccolo. Sigari!